Buonasera ai titoli con le principali notizie. Palermo umiliata e maltrattata per anni è la tragica storia di una donna disabile psichica di Partinico a ridurla in stato di schiavitù i genitori e il fratello che sono stati arrestati. A Palermo vandali e ladri nel quartiere Borgo Nuovo, furto nella chiesa di San Paolo Apostolo, portati via il calice e le ostie consacrate. Il parroco in lacrime hanno violentato la nostra comunità. Strage di Altavilla, Giovanni Barreca, il muratore accusato della morte della moglie e dei 2 figli durante un esorcismo, è capace di intendere e di volere, lo ha sancito la Corte di Cassazione. La riforma sull'accesso alla facoltà di medicina e legge ha abolito il test d'ingresso, ma la selezione si sposta di 6 mesi. A Catania, per fronteggiare il caos in via Santa Sofia, basterebbe prendere i mezzi pubblici e utilizzare un parcheggio gratuito. A Messina la rigenerazione tra spazi abbandonati e villette da riqualificare, tutto grazie ad un finanziamento da 7 milioni di euro. Si riscrive nuovamente la classifica del campionato di Serie C. Il Tribunale Federale Nazionale, dopo il Taranto, ha escluso anche la Turris. Il Catania accorcia sulle squadre che la precedono, ma scoppiano le polemiche. Eccoci, buonasera. È dunque umiliata e maltrattata per anni è la storia tragica di una donna disabile psichica di Partinico. Siamo nel Palermitano a renderla in uno stato di schiavitù i suoi genitori e il fratello, che adesso sono stati arrestati. Adelaide Barbagallo. Ora è al sicuro in una struttura protetta, salva grazie a un medico attento che si è insospettito da una strana ustione che la donna con disabilità psichica aveva. Per anni ha vissuto annichilita da violenze e umiliazioni, terrorizzata da chi avrebbe dovuto proteggerla, costretta a vivere in un gravissimo clima di sopraffazione. Il quadro tracciato al GIP è drammatico e racconta la storia della donna di 39 anni sistematicamente maltrattata e offesa dai genitori e dal fratello. Una vicenda andata avanti per anni, accaduta a Partinico, un paese della provincia di Palermo, scoperta dai carabinieri grazie alle segnalazioni dei servizi sociali e del medico di base della famiglia. Per lei è finito un incubo, mentre la madre, il padre e il fratello della vittima sono stati arrestati su ordine del GIP, che nell'ordinanza di custodia cautelare parla di vessazioni di tipo psicologico e morale, con minacce anche di morte e di violenza fisica, percosse anche con il bastone, schiaffi. Tutto questo avveniva quotidianamente. Scattata l'inchiesta, i carabinieri, su delega della procura, hanno riempito la casa di microspie. Terribili le registrazioni. La donna era schiava dei suoi familiari. Ti ammazzo, ti spacco il cervello, le frasi per svegliarla durante la notte e costringerla a fare dei lavori di casa. Fino all'ultimo, prima che venisse interrogata agli inquirenti, non dirgli che ti ho picchiato, le diceva la madre, e non firmare niente, se no ti ammazziamo a legnate. Storie che feriscono. In paese c'è sgomento e incredulità. Questo bisognerebbe chiuderlo e non farlo uscire più dalla galera. Bisogna chiedersi se realmente questa società di oggi ha una malattia che si può curare oppure è incurabile. Ancora vandali e ladri nel quartiere Borgo Nuovo a Palermo. È stato un furto sacrilego nella chiesa di San Paolo Apostolo, portato via il calice e le ostie consacrate. Il parroco in lacrime hanno violentato la nostra chiesa, dice Manlio Viola. Trattiene le lacrime a stento padre Antonio Garao, parroco della chiesa San Paolo Apostolo a Borgo Nuovo a Palermo. Ignoti hanno infatti fatto irruzione nella chiesa, sottraendo il calice, le ostie consacrate e mettendo completamente a soqquadro gli ambienti parrocchiali. Un atto vandalico compiuto con inquietante spregio nei confronti dei simboli religiosi. Per il parroco oggi la sua chiesa è stata violentata. Purtroppo oggi siamo molto distrutti, scontenti, avviliti, perché questa notte hanno violentato la nostra parrocchia. Sono saliti, hanno rotto un vetro, sono saliti nella chiesa, hanno rubato l'Eucaristia con 2 epissidi e poi sono scesi giù, hanno distrutto tutto. In sacrestia avevamo i vasi sacri che tenevamo in un armadio, sono rubati calici, pissidi, non abbiamo più niente.
Ma i furti hanno interessato anche la sede della quinta circoscrizione a Largo Pozzillo, sempre nel quartiere Borgonuovo. Dopo una serie di irruzioni nelle scuole del quartiere, i ladri ancora la scorsa notte sono entrati e hanno danneggiato e rubato oggetti e documenti, danneggiate anche le porte e rubata la macchinetta del caffè, oltre a diversi oggetti e materiale di cancelleria. Giovanni Barreca, il muratore che avrebbe compiuto la strage di Altavilla uccidendo la moglie e 2 figli nel corso di un esorcismo durato giorni nella villetta di famiglia ad Altavilla, è capace di intendere e di volere, lo ha sancito la Corte di Cassazione. Sentiamo Manlio Viola. Giovanni Barreca è in grado di intendere e di volere e dunque può affrontare il processo. Dopo il Tribunale della Libertà e dopo il GIP, anche la Corte di Cassazione respinge il ricorso dell'uomo accusato di aver ucciso la moglie e 2 dei 3 figli al culmine di un drammatico esorcismo. Barreca nelle scorse settimane aveva ottenuto la scarcerazione e l'affidamento in comunità grazie a una perizia psichiatrica, ma la procura aveva presentato ricorso e ottenuto la revoca di quella scarcerazione. All'avvio del processo penale l'avvocato difensore Giancarlo Barracato aveva insistito sull'infermità mentale, chiedendo lo stralcio della posizione del suo cliente, istanza sulla quale la Corte d'Assise non si era ancora pronunciata. Dopo la decisione della Cassazione, Barreca resta in carcere e dovrà con tutta probabilità affrontare il processo insieme agli altri. Oltre a lui sono accusati di quella strage la coppia di Santoni, Sabrina Fina e Massimo Carandente. In un altro processo davanti al Tribunale dei Minori è già stata condannata a 12 anni e 8 mesi l'unica figlia superstite, 17enne all'epoca dei fatti e oggi 18enne, che ha confessato di aver preso parte ai delitti. La strage è avvenuta un anno fa nella villetta di Altavilla Milicia della famiglia Barreca, dove insieme alla figlia maggiorenne e a 2 Santoni, secondo l'accusa, Giovanni avrebbe ucciso prima la moglie Antonella Salamone e poi i 2 figli, cominciando dal più piccolo Emanuele di 5 anni, per completare la strage con l'uccisione di Kevin appena 16enne. Il prossimo 3 aprile è fissata la nuova udienza del processo davanti alla seconda Corte d'Assise di Termini. 5 mesi per l'esito dell'esame istologico, poi la morte. I familiari a novembre avevano presentato un esposto alla Procura di Palermo. La sorella del paziente deceduto dice: avevamo chiesto aiuto anche all'assessorato alla salute regionale. Laura Spanò. Si allunga la lista di pazienti che hanno ricevuto, che devono ancora ricevere, nonostante le pressanti richieste, l'esito degli esami istologici dall'ASP di Trapani, e questo dopo i 30 casi segnalati in questi giorni. E in questa tragica realtà con cui si stanno scontrando migliaia di pazienti oncologici si scopre che già a novembre scorso i familiari di un paziente di 68 anni di Partinico, che avevano atteso 5 mesi per l'esito dell'esame istologico, avevano presentato un esposto alla Procura di Palermo. Il paziente viene operato dal il 15 aprile del 2024 per addome acuto da appendicite. I tessuti prelevati vengono inviati all'ospedale di Castelvetrano per l'istologico che arriva il 10 settembre. 5 mesi dopo, troppo tardi, la famiglia cerca in tutti i modi intanto di avere l'esito di quegli esami, sollecitando financo l'assessorato regionale alla salute, che quindi sapeva cosa stava accadendo, e il dirigente generale del Dipartimento Pianificazione Strategica, inviando 2 PEC ad agosto e settembre 2024. Nessuna risposta. L'uomo è morto a dicembre scorso. La sorella del paziente, nel sottolineare il dolore profondo per la perdita del congiunto a cui è stato negato il diritto a curarsi, rimarca: io e la mia famiglia abbiamo inviato mail, PEC, fatto telefonate, tutte puntualmente inevase. Erano tutti latitanti. Ancora nella sanità, lavorare nei pronto soccorso diventa sempre più complicato e rischioso, soprattutto per i sanitari. Sentiamo Francesco Loi. Azzerare ogni forma di violenza contro il personale sanitario sembra una missione impossibile, ma bisogna provarci e, perché no, sperare di riuscirci. A Siracusa l'ASP ha istituito un gruppo di lavoro rischio aggressioni, proprio per cercare di raggiungere questo obiettivo. Il gruppo di lavoro è un gruppo di lavoro trasversale multidisciplinare appositamente posto in essere per poter studiare e analizzare la tipologia del fenomeno. Nel 2024 116 casi di violenza registrati nelle aziende sanitarie, il 5,5% in più rispetto all'anno precedente. Per la Croce Rossa Italiana, nel 47% dei casi l'aggressore è un utente. Secondo l'ultimo sondaggio del sindacato Cimo Fesmed, quasi 3 medici su 4 vanno in ospedale con la paura di subire un'aggressione. Un dato che emerge nella giornata nazionale contro la violenza sugli operatori sanitari e che disegna la situazione di emergenza vissuta in corsia. Dalla pandemia ad oggi, cosa è successo?
È successo che prima i medici erano considerati degli eroi, erano al centro di tutto il sistema e che adesso invece siamo esattamente all'opposto, le aggressioni e le violenze contro i sanitari sono tornate come anche più di prima. La speranza, si sa, è l'ultima a morire, però di certo c'è che gli ospedali e soprattutto i reparti di medicina di emergenza e urgenza non sono più appetibili ai giovani. Un carico di lavoro molto importante, soprattutto perché il pronto soccorso viene utilizzato impropriamente dall'utenza e perché è diventato un luogo spesso sede di aggressione per il personale sanitario. Il giudice per le indagini preliminari di Palermo ha rinviato a giudizio per peculato e concorso in truffa aggravata il deputato regionale Gianfranco Micci, che con l'auto blu della regione, secondo l'accusa, avrebbe favorito viaggi ai familiari e anche l'avrebbe utilizzata per portare cocaina al politico. Il giudice per le udienze preliminari ha condannato anche a 2 anni e 2 mesi Maurizio Messina, il dipendente dell'ARS che faceva da autista al parlamentare. La riforma sull'accesso alla facoltà di medicina è legge, è abolito il test d'ingresso, ma la selezione si sposta di 6 mesi. Sentiamo Lorena Dolci. Stop ai test di accesso e addio al vecchio numero chiuso all'ingresso, ma non è un liberi tutti, perché la selezione è solo rimandata di 6 mesi. E invece che sui test con le crocette si baserà sui voti, un semestre di fuoco per gli studenti che farà da filtro. Ma cosa prevede la nuova legge che si ispira al modello francese? L'immatricolazione al primo anno di medicina, odontoiatria e veterinaria sarà libera, senza quei test di cultura generale, una sorta di roulette russa con alla base una formazione costosissima. Per poter proseguire negli studi però, ed è questa la novità, sarà necessario ottenere un punteggio in una graduatoria nazionale formata sulla base degli esami dati nel primo semestre. La ministra Anna Maria Bernini parla di rivoluzione copernicana e promette di attuarla già dal prossimo anno, ma in attesa dei decreti attuativi, rettori e direttori di dipartimento non nascondono le loro preoccupazioni. È ovvio che a livello nazionale non sarà possibile né a livello locale accogliere 60.000 studenti al primo anno in presenza, quindi si dovrà passare a una modalità di didattica mista o con una modalità di didattica online, perché è impossibile avere un numero di aule sufficiente per accogliere al primo anno. Su Catania si stimano circa 2.500-3.000 studenti. Chi non riuscirà a entrare potrà continuare il secondo semestre frequentando un corso scelto tra quelli di area scientifica senza perdere l'anno. Il problema è di cosa fare, come andare ad allocare tutti quegli studenti che dopo i primi 6 mesi di studio comunque non entreranno a medicina. La novità riguarda gli atenei statali. I privati stanno già organizzando i tradizionali test di accesso per il prossimo anno accademico. Adesso a Catania, per fronteggiare il caos in via Santa Sofia, basterebbe prendere i mezzi pubblici e utilizzare un parcheggio gratuito. Sentiamo Tonino De Mano. La risposta al caos di via Santa Sofia si trova in casa ed è di facile soluzione. Basta utilizzare i mezzi pubblici e soprattutto sfruttare il vicino parcheggio gratuito di Santa Sofia. Dopo aver documentato le file chilometriche con pesanti ripercussioni persino davanti al pronto soccorso del Policlinico di Catania, bisogna prendere atto che il rimedio c'è. L'università ha messo a disposizione un parcheggio, che è quello vicino al Pala Arcidiacono, con 1200 posti gratuitamente a disposizione degli utenti del Policlinico. La società dei trasporti catanesi ha messo a disposizione una navetta ogni 20 minuti. Prendiamo al volo l'occasione e la navetta per mostrarvi l'utilità del servizio con partenza dal parcheggio di Santa Sofia, oltre 1000 posti, ed arrivo al terminal metro di Milo. 11 minuti il percorso totale da capolinea a capolinea e poco meno di 5 dal pronto soccorso del Policlinico al parcheggio di Santa Sofia, distante esattamente 720 metri che poi si potrebbero percorrere anche a piedi. Molti catanesi rimangono imbottigliati nel traffico e evidentemente non conoscono questo servizio. Eh sì, evidentemente dovrebbe essere forse più pubblicizzato, anche perché è assolutamente importante per la città. Perché non prenderlo?
super utile e super efficiente. Metro Shuttle, che ad esempio può comunque aiutare noi studenti a muoverci, orari molto flessibili. Unica nota stonata le condizioni di degrado del parcheggio, dove la vegetazione incolta ricopre ogni cosa e dove registriamo gli immancabili cumuli di spazzatura, segno evidente che gli incivili arrivano fin qui, loro sì che conoscono il parcheggio di Santa Sofia. La Corte d'Appello di Palermo ha confermato la condanna a 1 anno di carcere, pena sospesa emessa in primo grado nei confronti di Maria Angioni, l'ex PM che indagò sulla scomparsa di Denise Pipitone, la bambina sparita da Mazzara del Vallo a settembre del 2004. L'ex magistrato era imputata di false informazioni al pubblico ministero. Adesso una pausa pubblicitaria, poi ci occuperemo della rigenerazione urbana a Messina. Una nuova cartolina per Messina sarà quella della rigenerazione urbana che sta scattando in 9 diverse aree tra spazi abbandonati e villette da riqualificare, tutto grazie ad un finanziamento di 7 milioni di euro. Francesco Triolo. Dall'abbandono alla riqualificazione, 9 piazze messinesi torneranno a nuova vita per creare spazi aggregativi e sociali, da nord a sud, da Torrefaro a Santa Margherita, passando per le periferie ed i villaggi collinari. Un importante progetto di rigenerazione urbana finanziato con 7.525.000 euro che porterà nuova vita a pezzi di città su cui investire a livello architettonico e sociale. Saranno 9 gli interventi di riqualificazione delle aree abbandonate inserite nel progetto Messina Città accessibile ed inclusiva. Ridare territorio al territorio non è uno spot, ma è quello che stiamo facendo, ma non perché ci stiamo pensando oggi, ma perché l'abbiamo programmato e con i tempi molto spesso un po' lenti rispetto alla volontà di realizzare le opere. Abbiamo lanciato oggi gli interventi su 9 piazze. L'obiettivo è quello di uno sviluppo economico, sociale ed ambientale che passa anche per la rivisitazione di alcune aree in termini di verde pubblico, percorsi pedonali e aree di aggregazione. Nuovi spazi verranno creati ad esempio a Castanea, altri a Pistulina. In centro verrà recuperata una piazzetta abbandonata in via Santa Marta. Questo è un ambizioso progetto di rigenerazione urbana volto a riqualificare quelle aree dimenticate o comunque quelle aree che hanno necessità assolutamente di essere rimesse in vita, quindi con i nuovi arredi urbani, con il verde pubblico rivitalizzato anche lui. Montagne Verdi diventa l'inno ufficiale del Bayern Monaco, la più celebre e vincente squadra di calcio tedesco. Ha scelto la melodia e il ritornello della storica hit di Marcella Bella per celebrare i suoi 125 anni di storia. Eva Spampinato. Quando si dice un evergreen, green come il verde. E così Montagne Verdi diventa l'inno ufficiale per celebrare i 125 anni di storia del Bayern Monaco. Non è la prima volta che il Bayern si ispira a canzoni italiane, se si pensa che in città c'è una comunità di 28.000 residenti di origine italiana, il culto per la musica di casa nostra è comprensibile. Breve pausa e poi il calcio, si riscrive la classifica della Serie C perché è stata esclusa la Turris. Al calcio si riscrive nuovamente la classifica del campionato di Serie C. Il Tribunale federale ha escluso anche la Turris. Il Catania accorcia sulle squadre che la precedono, ma scoppiano le polemiche, a alimentarle anche il presidente del Trapani, Valerio Antonini. Sentiamo Francesco Triolo. Dopo il Taranto tocca alla Turris. Il Tribunale Federale Nazionale ha escluso la società corallina dal campionato di Serie C, infliggendo 3 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella prima stagione sportiva utile. Una decisione annunciata dopo il deferimento per violazioni di natura amministrativa. Cambia quindi nuovamente la classifica del girone C. Stavolta il beneficio per il Catania è più evidente. I rossazzurri, che nel girone d'andata avevano pareggiato a Torre del Greco, perdono un solo punto. La squadra di Toscano resta al 7° posto, ma accorcia su diverse avversarie che la precedono in graduatoria. Nella lotta per il primo posto sorride l'Avellino, che guadagna 2 lunghette sulla capolista Cerignola. Ne guadagna anche il Messina rispetto alla Casertana, 1, anche se i giallorossi dovranno osservare il turno di riposo. Ma il Messina è in
in bilico anche per altro. Entro il 17 febbraio la AAD Invest dovrà presentare la documentazione alla commissione della Covisoc che si occupa di accertare i requisiti di chi subentra nei club, ovvero solvibilità e precedenti giudiziari. Al momento nulla è stato trasmesso e si rischia un altro deferimento che potrebbe poi portare ad una multa o a una penalizzazione di 1 o 2 punti. Messina ha già fatto fuori al presidente del Trapani Valerio Antonini, che sul social X ha scritto: il 16 aprile tocca al Messina, preannunciando battaglia contro la Lega e chiedendo la convocazione urgente del Consiglio per riscrivere le regole delle iscrizioni al campionato. Al Trapani sono stati sottratti ben 6 punti. A proposito di Messina, domenica derby col Catania, il prefetto del capoluogo peloritano ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia etnea, una partita per la quale il tecnico toscano può contare sul rientro di Stoppa, che ha scontato 2 giornate di squalifica e proverà a recuperare anche Dal Monte e Anastasio. L'Akragas rinuncia ufficialmente al campionato di Serie D. La squadra è ultima in classifica nel girone I e è destinata alla retrocessione. La decisione, comunicata alla Lega Nazionale Dilettanti, è dovuta a difficoltà economiche e gestionali. Il club però conferma la prosecuzione delle attività del settore giovanile, puntando sulla crescita dei giovani talenti. È tutto per questa edizione, mi fermo qui, grazie per l'attenzione e buona serata.